altro campo che sono un po' che non sono iscritti in quei paesi, che sono nati e cresciuti qua, una 100 persone di loro. Fino a 40 anni arrivano, da 20 anni fino a 40. Tu da quanti anni sei qua? Io da 30 anni. Hai figli che sono nati in Italia? No, No? Nipote? Non c'ho figli. Sì, c'ho un nipote, c'ho questo qua, mio nipote qua, che è nato e cresciuto qua e c'ha anche un figlio nato qua. E ce l'hanno i documenti dei figli? Sì, c'erano i documenti italiani così, ma non c'hanno proprio la cittadinanza. E lui ha un passaporto? Non hanno ottenuto la cittadinanza. Per Non hanno lavoro? ottenuto ancora la cittadinanza. Quanti morti ci sono stati nel campo lì? In quale campo? Quelli che dicevi prima, quanti 5-6 neonati sono morti. 5-6 neonati. Sicuramente sì. E le condizioni di questo campo con il gas? È un po' grave qua perché abbiamo il gas qua vicino, era discarica da molti anni che stava qua e ci hanno messo proprio qua. Quante persone ci sono in questo campo? Come? Quante persone ci sono qui? Intorno a 500 sì, Bambini? compreso bambini, donne e uomini. No, i bambini sa quanti sono più o meno? 200, 300? Arrivano 250 sicuramente. Tutti piccolini. A scuola vanno? Sono stati iscritti ma ancora il pulmino non si è fatto vedere. Non è venuto il pulmino per portarlo. I rifiuti ogni quando li prendono? Li prendono ogni settimana, a volte pure 10 giorni. Vengono a pulire. L'assistenza sanitaria com'è? Ci vengono a trovare qualche volta, poi non vengono. Ma la tessera sanitaria l'avete tutti? Ah sì, abbiamo tutti. Perfetto.